Salute, vi propongo oggi a visita di un museo Pasquale Paoli in Merusaglia. Pasquale Paoli nasce in 1725 a Astretta, in un paese di Merusaglia, Pieve di Rustino, in Castagniccia. È figlio di Jacinto Paoli, uno dei capicorsi che guidavano la lotta contro Genova, e di Dionisa Valentini. Sa casa che può vedere qui e che face oggi da museo è a casa nativa di Paoli. In 1739, costretto all'esilio, Giacinto porta il suo figlio Lugunello a Napoli. È qui che lui compie i suoi studi di filosofia ed arte militare. All'età di 30 anni, Pasquale Paoli volta in Corsica. Torna in lotta contro i genuesi. Il 1755 è eletto generale del regno durante una consulta a convento Sant'Antone di Casabianca. Da tanto Paoli governa la Corsica 14 anni rispettando una Costituzione scritta. Con fratello Clemente, Pasquale Paoli fu capo di lotta per la Corsica indipendente. Si può dire che Paoli è tenuto da un eroe di storia di Corsica. La Corsica indipendente si faceva lì con la creazione di un'armata, di una marina, di un porto e di una moneta. Vedete qui i famosi soldi, se bezze erano attute in la zecca di Murato. C'è la rammenta di Nochi da un 1755 a un 1769, Paoli, detto Uabu di Abadria, governa la Corsica e face di corti a sua capitale. In corti l'epica paulista ferma un'epica da riferimento. Ci tocca a un palazzo nazionale. Fu costruito dai genuesi alla fine del XVII secolo. Diventerà la sede di un capistato di Corsica. E con là che lo passò in un 1765 un certo James Boswell. Ma ciò che ferma come una stampa maggiore di l'opera paolina è forse l'università. Aperta il 3 di gennaio di 1765 da Pasquale Paoli, l'Università di Corsica ricevì all'epoca 300 studenti. Fu chiusa in 1769. L'Università nuova pia un nome di Paoli e torna a apre d'ottobre 1981. Lo scozzese James Boswell c'entra per assai in la nomina di Pasquale Paoli. Un giovane studente scozzese, James Boswell, durante un giro in Europa, in dove l'aveva scontrato a Voltaire e a Rousseau, fu il primo gentiluomo britannico a entrare nella Corsica montagnosa. Scontrò a Paoli d'ottobre di 1765 in Sudacarò, dove lui tenia una sessione giudiziaria. Sensibile all'eloquenza di Uabu di Abadria, decise di diventare un ambasciatore di Corsica in altri paesi. Il suo libro, An Account of Corsica, diventò un vero successo letterario, stampato in Inghilterra, in Irlanda, tradotto in francese, italiano, tedesco, olandese. Giunge fino ai governi inglese in America. L'opera di Boswell contribuisce a far conoscere la Corsica e a mitificare il personaggio di Paoli. D'altronde è interessante di dire che 5 città degli Stati Uniti d'America portano un nome di Paoli. Uabu di Abadria fu rappresentato da artisti americani e europei famosi. Quando uno entra nella sala principale di un museo di Merusaglia, si capisce subito vedendo i ritratti vinti che Paoli era un uomo importante. Vedete qui un'epoca di bagni e oggetti che erano proprietà di Pasquale Paoli. Come sui re, con se lettere, un'epoca d'arme, in particolare su un paio di pistole. Personaggio maggiore di Corsica, Paoli ha avuto il privilegio di essere vinto e ritrattato da artisti europei e americani talentati.
I ritratti e scene di storie figurando a Paoli furono eseguiti per lo più al XVIII e XIX secolo. È interessante di cansarci un poco nanta l'opera di un pittore americano, Henry Bainbridge, Pasquale Paoli a battaglia di Ponte Nuovo, scoperto in un museo di San Francisco in California dal professore Francis Beretti nel 1999. Il quadro descrive la battaglia di Ponte Nuovo, due truppe di un generale Paoli furono sconfitte dall'armata francese l'8 di maggio di 1769. Un militare messaggero palesa a Paoli a disfatta di Ponte Nuovo. Paoli è rappresentato con gli attributi di un potere, con 3 corna sotto il braccio e un bastone. Paoli sta assente sotto l'occhio di suoi vitelli, il prete quel Fucci che scrive e il fratello Clemente. Capo il suo esprime il pittore Bainbridge. Ciò che non possiamo dire è che, malgrado la disfatta, Paoli ferma maestoso e sereno. Il suo messaggio trapassa la perdita di una Corsica libera. Sicura che il museo di Merusaia aiuta assai a tramandare la memoria e l'estro di un uomo dell'illuminismo, che oggi di noi ferma da riferimento nella storia di Corsica. Rammentemoci, il museo di Merusaia è a casa nativa di Pasquale Paoli. Paoli governò la Corsica tra il 1755 e il 1769. È considerato come un eroe della storia di Corsica. A presto!